Oggi siamo qua in Consiglio regionale per portare sia la voce dei manifestanti, di quei giovani che in Iran tutti i giorni stanno combattendo per la loro vita, per la democrazia, per la libertà. Siamo qua per ringraziare anche il Consiglio che è stato solidale dai primi tempi con noi e chiedere a loro di essere anche loro insieme a noi portavoce di questo movimento, di adoperarsi affinché questo movimento non rimanga solo. Come abbiamo spiegato anche durante l'incontro, noi non chiediamo che le cose venissero fatte al posto nostro, la rivoluzione lo fanno i nostri ragazzi, i nostri figli, fratelli, padri, sorelle in Iran. Noi qua siamo il loro portavoce, ma chiediamo a voi di aiutarci a isolare questo regime, se è possibile di mandare via gli agenti di questo regime che sono nei covi di Roma e di Milano come consolato iraniano e l'ambasciata della Repubblica Islamica a Roma, e che richiamassero l'ambasciatore italiano, in quanto purtroppo anche la presenza di loro non sta gioendo a questa causa, ma fa solo sì che il regime abbia ancora un rapporto internazionale che possa giustificarsi tra la gente, che guardate, voi non arrivate a nessuna parte perché il mondo sta con noi. Allora il mondo deve dire che non sta con la Repubblica Islamica, il mondo deve dire che aiuta e appoggia quella richiesta della democrazia, quella richiesta della libertà che partendo dall'Iran potrebbe veramente sconvolgere tutto il Medio Oriente e che possa essere una causa per la libertà e la democrazia anche nei paesi dove purtroppo è carente questo. Allora, 18.000 prigionieri e pallottole prodotte anche in Italia. Allora, oramai siamo al quarto mese della rivolta, che è partito dalla morte della ragazza curda Mahsa Amini, che oramai il suo nome è diventato un'icona per anche il movimento femminile internazionale. Da quel giorno ad oggi questa lotta, che sta andando avanti incessantemente, ha visto più di 20.000 prigionieri. Questi sono i numeri abbastanza precisi, cioè sono le persone identificate, non parliamo di quelli che sono scomparsi, che ancora non sa nessuno dove sono, se sono vivi o sono morti, perché non sono stati anche pochi i casi che dopo una decina, 10-15 giorni della scomparsa di qualche ragazzo manifestante o di qualche ragazza manifestante sono stati trovati il loro salma sotto casa o nei diciamo dei dintorni della città. E oltre a questi ci sono più di 500 morti identificati, cioè quelli che abbiamo nome e cognome. Tra questi circa 70 persone minorenni, cioè le ragazze e i ragazzi che vanno da 9 anni ad un massimo di 18 anni, cioè 70 persone che indifferentemente tra ragazze e ragazzi, giusto solo perché nelle scuole non hanno cantato l'inno che inneggia alla Repubblica Islamica e a Khamenei, sono stati presi, portati in carcere. Alcuni di loro, come il caso di Aisha, la ragazza di Azerbaijan, a 14 anni, che è stato ridato indietro la sua salma con il corpo martoriato, è stata stuprata e morta sotto lo stupro, e questo è una condizione che quando uno parla veramente viene pelle d'oca, e oramai non abbiamo più neanche lacrime per piangere, e la nostra lacrima è diventato la rabbia, e questa rabbia sta diventando più forte della repressione della Repubblica Islamica. Siamo arrabbiati e con la nostra rabbia e con la nostra unione sicuramente riusciremo a cambiare questa situazione.